Eccolo, maglietta verde e calzoncini da mare, mentre si mette in posa semisdraiato accanto alla statua in gesso di Paolina Bonaparte, mentre una donna lo immortala con la macchina fotografica. Sono le 12:30 del 31 luglio. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della Gipsoteca di Possagno lasciano poco spazio alle interpretazioni. Il turista, alzandosi, urta il piede dell'opera danneggiando 3 dita. L'uomo se ne accorge, fa finta di nulla, si allontana, torna indietro forse a verificare l'entità del danno, per poi allontanarsi definitivamente dalla sala. Grazie ad un'attenta indagine, i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa sono riusciti ad identificare il turista austriaco autore del danneggiamento. Le indagini, effettuate dai militari dell'Arma in collaborazione stretta con la direzione del museo, hanno permesso di identificare l'autore del danneggiamento in un turista austriaco cinquantenne che è stato localizzato e contattato in Austria. Fondamentali per risalire al turista le immagini delle telecamere ed il registro dei visitatori che avevano regolarmente prenotato la visita via mail come da procedure anti-Covid. Individuata la signora che aveva effettuato la prenotazione, i carabinieri le hanno spiegato la gravità dell'accaduto. A quel punto la donna, in lacrime, ha rivelato che quell'uomo in maglietta verde era il marito che, resosi conto del danno provocato, si era allontanato, ma ora, vista pure l'eco internazionale dell'episodio, si scusava ed era pronto a prendersi le proprie responsabilità. Ed infatti, poco dopo, il cinquantenne ha inviato ai carabinieri la fotocopia dei propri documenti ed un accorato messaggio inviato dal turista anche a Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Canova di Possagno. Rimango a completa disposizione per questo incidente, precisa il turista nella mail. È stato un comportamento irresponsabile da parte mia. Le conseguenze non mi erano note, pertanto ho continuato normalmente la visita al museo e l'intero soggiorno in Italia, non sono fuggito. Il cinquantenne chiede quindi informazioni sui passi che sono necessari da parte mia in questa situazione per me molto spiacevole e per la quale, in primo luogo, conclude, mi scuso in tutti i modi. Nel frattempo, tutta la documentazione sul caso è stata inviata dai carabinieri alla Procura di Treviso che coordina le indagini.